Noi dobbiamo metterci in testa che la lotta alla corruzione la si fa in un modo solo, cambiando gli italiani, non cambiando le classi politiche. Le classi politiche, anche quelle nuove, si corrompono. È inevitabile. Benvenuti a Elettroshock. Benvenuti a tutti voi a questa nuova puntata di Elettroshock. Abbiamo scelto le parole di Indro Montanelli per cominciare questa sera, perché sì, parleremo di corruzione oggi, ma partendo dalla corruzione di ieri. E lo spunto, Daniele, qual è? Beh, lo spunto è quello dei 25 anni di Tangentopoli, 17 febbraio 1992, il mondo italiano e politico è praticamente cambiato. E allora, per ricordare che cos'è stata quella pagina, ci ha portato fino ad oggi, vediamo questa scheda che abbiamo preparato. Sono passati 25 anni dall'inchiesta di Mani Pulite, un ciclone giudiziario che investì la classe politica italiana e trascinò via la Prima Repubblica. L'inizio di Tangentopoli viene fatto risalire al 17 febbraio 1992, quando a Milano fu arrestato il socialista Mario Chiesa. I magistrati del capoluogo lombardo erano stati informati del sistema di tangenti che ruotava attorno a Chiesa da Luca Magni, titolare di un'impresa di pulizie che aveva ottenuto un appalto al Pio Albergo Trivulzio, la casa di riposo di cui il socialista era presidente. In questa stessa struttura Magni andava regolarmente per versare le tangenti concordate, fino al giorno in cui, sopraffatto, ha denunciato l'accaduto. Per iniziativa del magistrato Antonio Di Pietro, all'appuntamento successivo al Pio Albergo, Magni porta 7 milioni di lire, la metà della mazzetta concordata, e si presenta con addosso telecamere e microfoni nascosti. Pronto a fare irruzione nella stanza c'è anche il carabiniere friulano Roberto Zuliani. Mario Chiesa viene così incastrato. A dettare la strategia delle indagini è Francesco Saverio Borrelli, allora procuratore capo di Milano. Fu lui a costituire un pool di magistrati chiamati ad indagare su Tangentopoli, tra loro il procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio e i sostituti Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Antonio Di Pietro. Dal carcere di San Vittore, Chiesa iniziò a collaborare e poco alla volta emerse quell'impressionante sistema di finanziamenti illeciti e di tangenti che per anni ha mantenuto la maggior parte dei partiti italiani. E l'attività del pool, capitanato da Borrelli, fu da esempio per i magistrati di tutta Italia. In luglio Bettino Craxi parlò alla Camera, affermando che il finanziamento illegale dei partiti era notoriamente parte essenziale del sistema politico italiano. A dicembre il leader socialista ricevette il primo avviso di garanzia dalla Procura di Milano per corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Seguirono altre informazioni di garanzia, finché a maggio del 1994 Craxi se ne andò in Tunisia, ad Hammamet. A meno di 2 anni dall'arresto di Mario Chiesa, in Italia risultavano indagate oltre 1000 persone. 500 erano gli ordini di custodia cautelare in carcere e si contavano più di 200 richieste di rinvio a giudizio. Il più grave caso di corruzione portato alla luce dal pool di Milano riguardò, era l'estate del 1993, la fusione tra Eni e Montedison, una vicenda che portò al suicidio di Raul Gardini e di Gabriele Cagliari. Sul fronte mediatico è entrato nella storia il processo al consulente finanziario Sergio Cusani, con gli interrogatori condotti da Antonio Di Pietro a vari politici italiani, tra i quali Bettino Craxi, Arnaldo Forlani e Umberto Bossi, trasmessi in televisione. Tangentopoli fu solo uno dei terremoti che scosse l'Italia nel 1992. Alla battaglia contro la corruzione si unì quella per contrastare la sfiducia europea ed internazionale verso l'economia italiana a causa dell'indebitamento, e mentre nella capitale crollavano le fondamenta del sistema partitico e politico, il sud del paese era alle prese con una lotta disperata alla mafia. Il 92 è l'anno degli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Eccoci tornati nuovamente in studio, siamo in diretta, facciamo subito una precisazione, quella di questa sera non vuole essere una celebrazione di Tangentopoli, ma prendiamo spunto da quello che è stato per fare una riflessione, certo, anche di quello che Tangentopoli fu in Friuli, sicuramente una situazione diversa rispetto a quella di Milano e di altre città italiane, insomma andremo a scoprirlo. Vi ricordo che c'è per voi che ci seguite da casa la possibilità di intervenire. Vedete in sovraimpressione il numero, il 345 9956
897, potete inviarci degli SMS o dei messaggi attraverso WhatsApp. Allora vado subito a presentarvi gli ospiti con i quali appunto faremo questa riflessione nel corso della serata. Lo avete sentito citato nel servizio il colonnello dei Carabinieri Roberto Zuliani, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Oggi in pensione dal 2016, è stato comandante della prima sezione del nucleo operativo di Milano. Saluto l'avvocato Bruno Malattia e l'avvocato Luca Ponti, che appunto ci potranno raccontare molto di quello che successe in quegli anni in Friuli, perché appunto si sono occupati della difesa di diversi dei friulani che sono in qualche maniera finiti nelle maglie della giustizia. Saluto anche e ringrazio per la presenza Ferruccio Saro, ex senatore che ben conosce la politica di queste parti e non solo. Grazie anche a lei per la sua presenza. Beh, Alessandro, intanto diciamo che abbiamo scelto, lo vedete alle mie spalle, come titolo di questa trasmissione l'ira funesta, facendo un riferimento e anche giocando su questa parola lira e lira, perché poi alla fine le tangenti all'epoca erano in lire, noi oggi ci ricordiamo degli euro, però allora insomma le mazzette erano quelle con le 100.000 lire col Caravaggio, ecco, quelle firmate dal colonnello Zuliani, e poi ci racconterà anche questi episodi. Intanto saluto e ringrazio Edoardo Petiziol, il nostro provocatore di questa sera, politologo e opinionista del settimanale Il Friuli, ci ha raggiunto anche questa sera. Grazie Edoardo. Buonasera, grazie a voi Per essere con noi. Allora io partirei subito con le prime domande, facciamo magari un giro veloce, però ecco, sono tante le curiosità, le domande che vogliamo porre questa sera anche a Roberto Zuliani, che appunto arrestò Mario Chiesa. Una primissima cosa, avevate chiaro quello che sarebbe successo da quel momento in poi? C'era sentore o da cosa nacque cosa? Buonasera a tutti, prima cosa. Sì, posso dire che conoscendo la figura di Mario Chiesa e la sua posizione nell'ambiente milanese, è chiaro che un'idea di che cosa sarebbe potuto accadere l'avevamo, certamente non a questo livello, ma che il suo arresto avesse portato a ulteriori fenomeni e ulteriori fatti criminosi, lo pensavamo, sì. Come avvenne la trappola, se la possiamo definire così? Ma è stata una normalissima operazione di polizia giudiziaria. All'epoca non mi interessavo di corruzione né di reati contro la pubblica amministrazione. La mia sezione seguiva criminalità organizzata, cosa che poi ho continuato a fare in altre sedi, e in questo contesto noi seguivamo anche estorsioni o comunque fenomeni, sequestri di persone e via dicendo, tutti fenomeni che riguardavano la cerchia milanese. Ho conosciuto dei rappresentanti delle organizzazioni, dei commercianti, degli industriali, sempre per questa attività, e uno di questi un giorno mi ha accompagnato nel mio ufficio Luca Magni. Luca Magni era un imprenditore, aveva un'agenzia una ditta di pulizie e doveva partecipare e prendere un appalto al Pio Albergo Trivulzio. Si è presentato nel mio ufficio, io l'ho ricevuto e mi ha detto: guardi, io devo fare una denuncia perché l'allora presidente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, mi ha chiesto dei soldi, il 10% su 140 milioni di appalto. Ho preso la denuncia e mi sono fatto precisare tutto quanto, dopodiché, poiché non c'era tempo per richiedere un decreto di intercettazione ambientale, erano da poco, 3 anni, 4 anni entrate le intercettazioni ambientali quando è cambiato il codice di procedura penale nell'88. E di conseguenza non c'era la possibilità di intervenire, di richiedere al GIP. Sono andato dal PM di turno. Il PM di turno era Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro mi ha guardato e mi ha detto: ma dice, siamo sicuri? Beh, non c'è problema, siamo sicuri. Mi ha rilasciato il decreto d'urgenza, abbiamo svolto l'attività, Luca Magni è stato microfonato, gli abbiamo posto dei microfoni nella borsa, addosso, una telecamera lo stesso nella borsa,
e l'abbiamo accompagnato fino alla segreteria di Mario Chiesa. Siamo rimasti fuori e lui è entrato. Avevate firmato intanto le banconote? Noi dunque non abbiamo dato tutti i 14 milioni, ne abbiamo dati 7 perché temevamo che Chiesa potesse o rifiutarli oppure non parlare, di conseguenza benché il reato si concretizza nel momento stesso della richiesta o della promessa, ugualmente noi volevamo avere delle prove certe. E quindi abbiamo detto, vabbè, dividiamo a metà, 7 oggi e se non va bene oggi, 7 la prossima volta. E la cosa è andata così. Una banconota ogni 10 è stata siglata da me e dal maresciallo De Iannello, che era un mio collaboratore. Le abbiamo firmate, le abbiamo inserite all'interno del mazzetto e fotocopiate naturalmente e poi consegnate a Magni. Magni è entrato, ha detto guardi, sono in difficoltà, non posso consegnarle tutti i 14 milioni, le posso dare oggi 7 milioni, la prossima settimana porto gli altri. E Chiesa ha detto sì perché sono 10% tu mi devi dare e di conseguenza... Una confessione in piena regola, visto che voi lo state ascoltando. Ha ammesso sì, certamente. Quando lui ha affermato questo siamo entrati, nonostante la segretaria ci avesse detto che non era possibile. Ma la storia che stava gettando le banconote nel water è vera o è un pettegolezzo? I 7 milioni, guardi, sono stati poi restituiti, finiti anche le banconote firmate, finite anche negli album della filatelia come documento storico. Quindi non ha gettato assolutamente niente. Come ha reagito Chiesa? Che cosa ha detto? Noi siamo entrati, la prima cosa è stata... Rimasto così, io mi sono presentato, dice capitano, io posso fare qualcosa per lei? E io ho detto sì, dovrebbe darmi 7 milioni che ha dentro nel cassetto. Mi ha guardato, dice ma come? Dice, sì, dico lei nel cassetto ha 7 milioni, me li vuol dare per cortesia? E dice ma sono soldi miei, no, dico questi non sono soldi suoi, sono soldi nostri, adesso ce li restituisce e da lì è partito. È un arresto in flagranza di reato questo. Sì. E quindi da lì è partito tutto. Da lì è partito, poi nella sera stessa abbiamo fatto delle perquisizioni, abbiamo trovato a casa sua in un cassetto 105, 110 milioni, adesso non ricordo la cifra esatta, in contanti con altre indicazioni e poi naturalmente l'indagine è andata avanti e proseguita. Beh, Alessandra, abbiamo qui con noi questa sera in studio, lo ringraziamo veramente molto, l'uomo che ha fatto partire Tangentopoli. No, non l'ho fatta partire io. No, chi l'ha fatta partire chi ha fatto la denuncia. Io ho solo fatto l'ufficiale di polizia giudiziaria. Però diciamo che è da quell'arresto lì che parte tutto e quindi insomma molta della parte è anche sua, molto del merito. Allora, noi ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità, poi rientriamo in studio e cominciamo a calarci nell'atmosfera friulana per capire in contemporanea o subito dopo che cosa succedeva in quegli anni in Friuli. A tra poco. Rieccoci in studio per parlare dei 25 anni di Tangentopoli, per parlare di quella che è stata quella pagina che ormai è storia, che ha riguardato non solo l'Italia ma anche il Friuli. Abbiamo appena sentito le parole del colonnello Roberto Zuliani che ci ha raccontato come arrestò Mario Chiesa. Un altro protagonista di allora è stato sicuramente Raffaele Tito, il procuratore che si è occupato, diciamo, di inquisire la gran parte di politici e imprenditori in Friuli Venezia Giulia. Noi lo abbiamo intervistato grazie al collega Alessandro Di Giusto. Allora Alessandra, intanto facciamo vedere una prima parte di quello che ci ha detto Tito, poi la commentiamo insieme con i nostri ospiti. Sono trascorsi 25 anni da quando un pool di magistrati milanesi iniziò a indagare sui fatti di corruzione. Un cronista coniò il termine Tangentopoli, un altro chiamò il pool Mani Pulite. Che cosa fu il fenomeno Mani Pulite anche in regione dove alcune procure come quelle di Pordenone e Udine fecero molte indagini? Ma fu un momento particolare in cui forse si pensava che saremmo diventati migliori. Io ricordo che un importante esponente politico, quando partirono le indagini a Milano, disse
che in Friuli queste cose non accadevano. E poco dopo fu uno di quelli che fu arrestato. E quindi non credo che noi siamo diversi dagli altri. Probabilmente da noi, che siamo un po' meno, un po' piccolo, la tangente viaggia meno che denaro, c'è più collusione, c'è più connivenza, c'è un incarico, c'è qualche regalino diverso. Nelle grandi città dove invece il rapporto è più freddo, allora è il denaro che unisce. Qui anche l'amicizia, diciamo, tante piccole cose possono non essere necessariamente veicolate attraverso il denaro, insomma. Allora di quali sistemi disponeva un politico per chiedere, diciamo, un aiutino all'imprenditore o viceversa, di quale sistema disponeva un imprenditore per convincere, tra virgolette, l'istituzione a collaborare? Beh, insomma, la politica costava molto quella volta e quindi i politici avevano bisogno di denaro. Gli imprenditori invece credevano in questa maniera di saltare la concorrenza, e questo ha creato un doppio danno. Da una parte la democrazia, perché così i politici più forti spesso erano solo quelli più ricchi e non erano quelli più bravi o quelli che avevano le idee migliori. E anche gli imprenditori qualche volta potevano non essere i migliori, ma erano quelli che avevano più denaro, che magari l'avevano guadagnato attraverso l'evasione fiscale, e quindi non erano certamente quelli che avevano il prodotto migliore da vendere, erano i più bravi a fare l'appalto. Questo ovviamente è in linea generale. Però certamente che il denaro corrompeva sia chi lo dava sia chi lo riceveva. Ecco, queste le prime parole del procuratore Raffaele Tito. Chiederei a Edoardo Pettiziol una considerazione su quanto ha detto Tito. Mi fa venire in mente e fa specie il ruolo e la persona che le dice siamo in Tangentopoli piena perché il presidente dell'Associazione Magistrati Pier Camillo Davigo, che poco tempo fa, e la cosa ha destato poco scalpore, a mio parere, rispetto alla portata della dichiarazione, ha detto che il sistema legislativo italiano è un coacervo tale di norme, di enti, di istituzioni, che spinge quasi il cittadino a delinquere piuttosto che a rispettarle. Sappiamo che Davigo anche all'interno delle istituzioni è una voce critica, però una frase di questo peso e di questa editale portata credo non sia indifferente, anche se contestualizzata all'oggi e paragonata invece al 1992. Su questo magari sentiremo gli altri ospiti. Io volevo andare un attimo da Ferruccio Saro, perché abbiamo sentito, raccontato insomma come è partita Tangentopoli, che cosa è stata a livello nazionale. Ci piace capire come la cosa fu vissuta qui sul nostro territorio, con una precisazione. Lo spirito con il quale noi abbiamo organizzato questa trasmissione era quello appunto di fare una riflessione. Abbiamo detto sono passati 25 anni, possiamo fare un ragionamento a mente fredda su quanto è stato Tangentopoli. Cominciando a contattare un po' di ospiti ci siamo accorti che in realtà è una ferita ancora molto aperta. Allora Saro, la prima cosa che le viene in mente di quei tempi qual è? Ma io vorrei dire alcune cose, perché credo che la vicenda di Tangentopoli debba essere inserita anche nei cambiamenti che ci sono stati nel nostro paese dopo la caduta del muro. Senza capire questi aspetti, i cambiamenti generati dalla caduta del muro, non si riuscirebbe a inquadrare seriamente la vicenda di Tangentopoli. La corruzione o la violazione del finanziamento pubblico dei partiti sono stati sempre dei fenomeni presenti in tutte le società, sia nazionali che anche internazionali. Nel nostro paese la caduta del muro ha creato, e la crisi economica che c'era in quel 92, una crisi ciclica quasi strutturale, molto, molto consistente, ha portato che molti imprenditori erano in crisi, e mentre prima non avevano problemi a finanziare i partiti e le campagne elettorali che erano costosissime,
Io desidero solo ricordare che ci fu un'esplosione in quegli anni del costo delle campagne elettorali, tra televisioni, manifesti, pubblicità. Per essere eletti in Parlamento, in particolare dove c'erano collegi molto ampi, le spese erano considerevolissime e uno che si candidava non era in grado probabilmente con i mezzi propri di finanziare la propria campagna elettorale. Il problema è che molti imprenditori, diversamente da quello che avveniva negli altri paesi occidentali, che dichiarano di finanziare la campagna elettorale di X o Y, da noi erano abituati a dare in nero i soldi, perché non volevano apparire che avevano finanziato il socialista, il comunista o il democristiano. Fino a quel momento, fino al 92, quando esplode, bisogna tener conto che di volta in volta il Parlamento aveva depenalizzato le violazioni del finanziamento pubblico dei partiti. Era rimasta aperta una finestra tra l'89 e il 92, perché dopo il 92 ci furono anche delle altre depenalizzazioni. E queste hanno portato a una possibilità di intervento dalla parte della magistratura molto consistente, perché chiaramente molti imprenditori di fronte alla crisi economica dichiaravano di aver finanziato in nero i politici, le loro campagne elettorali. A quel punto poi hanno avuto un trattamento anche, diciamo così, particolarmente favorevole da parte della magistratura, perché in molti casi la violazione del finanziamento dei partiti si è trasformata in corruzione e concussione. Sia ben chiaro che io non giustifico la corruzione. Il caso di Chiesa, la corruzione come arricchimento personale va assolutamente condannata ed è giusto che sia successo quello che è successo. Però invece il problema dei costi dei partiti e delle campagne elettorali era un problema sotto gli occhi di tutti. Tant'è che dopo le vicende del 92, avete visto quello che è successo in Italia, sono stati smantellati tutti i partiti, tutti i loro apparati, diversamente da quanto è avvenuto in Europa, dove i partiti sono rimasti in piedi. C'è stato un cambiamento radicale, si è voluto poi cambiare la legge elettorale. Ma questo è stato un bene o un male, poi rivista 25 anni dopo? Guardi, la mancanza oggi di un sistema politico normale basato sui partiti, a mio giudizio, è uno dei mali peggiori che sta portando alla crisi fortissima che abbiamo nel nostro paese, perché bene o male i partiti erano delle comunità, rappresentavano interessi culturali, ideologici. Oggi i partiti sono dei semplici comitati elettorali che non sentono più nessuno, non hanno rapporti col popolo, da cui deriva la situazione drammatica che abbiamo e il fatto che scattano solo azioni di ribellione rispetto agli attuali partiti. Devo dire però che stiamo vivendo una situazione paradossale, perché il costo di quelle campagne elettorali era legato al voto di preferenza. Adesso, anche con le sentenze della Corte Costituzionale, 25 anni dopo, si torna al voto di preferenza, perché c'è l'atmosfera, si crea... Ma questo potrebbe creare situazioni simili ad allora? Ma guardi, per certi aspetti io non so cosa succederà, le faccio un esempio. Al Senato, in Friuli Venezia Giulia, c'erano 7 collegi fino al 92, elezioni del 92. E adesso, per essere eletti al Senato, ci sarà un collegio unico regionale, per cui uno dovrà prendere i voti, chi va, salvo al Senato non c'è neanche il capolista bloccato. Per essere eletto dovrà prendere da Pordenone a Trieste. Solo per mandare una lettera o fare 2 spot pubblicitari, fate voi subito i conti che quanto verrà a costare una campagna elettorale di questo genere. Quindi siamo nelle follie siamo di fronte a follie italiane, no? Quella volta si voleva colpire il sistema politico, dopo 25 anni si torna nella situazione equante. Sentiamo Grazie. Malattia, nella duplice veste di avvocato e di politico, cosa pensa di questo ragionamento? Beh, il ragionamento di Saro è molto complesso, io partirei dal 92. Qual è il significato del 92, secondo me, principale per il nostro Paese? Che questo è un Paese che non è in grado, gli italiani, quindi, come diceva Montanelli, di autoriformarsi. La politica non è capace di un cambiamento in positivo e allora interviene la magistratura. È intervenuta in forze, sia pure a macchia di leopardo in Italia,
nel 92, sembrava, e ce l'ha detto anche il dottor Tito nel suo primo intervento che abbiamo ascoltato poco fa, i giudici, animati anche da un certo moralismo, che non hanno perso del tutto, pensavano che con Tangentopoli l'Italia sarebbe cambiata e migliorata. E io mi ricordo che una sera, mentre gli interrogatori duravano molto a lungo, anche il giorno di Natale con il dottor Tito, e lui mi esprimeva allora un giudizio o un'aspettativa, una speranza come quella che ci diceva poco fa. E io gli ho detto: guarda che questo paese non è capace di fare le rivoluzioni, non ha mai avuto una borghesia, salvo gli illuministi milanesi nel Settecento, e voi che pensate di cambiare il mondo vi troverete nello stesso mondo di prima tra 1 anno, 2 anni o 3 anni. E così è stato. La magistratura anche oggi detta i tempi della politica e i percorsi della politica. Questo perché? Perché abbiamo una politica debole e una magistratura che troppe volte deborda. Detto questo, che secondo me è il ragionamento principale, diciamo, quindi italiani che non sono capaci di cambiare, politica incapace di autoriformarsi, però per passare ai costi, diciamo, anche futuri della politica, gli italiani, oltre ad essere ipocriti, nel senso che prima un'ipocrisia molto diffusa, perché tutti i leader dei partiti, ma anche gli assessori di un piccolo comune del Friuli sostanzialmente, sapevano di questo giro di denaro per le ragioni più diverse, ma tutti fingevano che così andava il mondo e andava bene sostanzialmente, perché il denaro girava e tutti potevano finanziare le campagne politiche. Adesso cosa succede? I politici italiani sono dotati di quella furbizia fiorentina, diciamo, di cui parlava Machiavelli e non Renzi. E allora che cosa hanno fatto? C'è ancora il reato di illecito finanziamento ai partiti, anche se il partito di Berlusconi nel 2013 aveva cercato di introdurre un emendamento per depenalizzarlo e farlo passare come illecito amministrativo. Ma i vari capi correnti, le correnti che succhiavano sangue prima con la corruzione nel 92, adesso hanno creato le fondazioni. Magnifico nome quello delle fondazioni, che possono ricevere denaro ovunque e da chiunque senza dover rispondere a nessuno. E allora, secondo me, un rimedio lo hanno trovato. Bene, grazie. Allora, su queste considerazioni dell'avvocato Bruno Malattia ci fermiamo un attimo e ritorniamo, poi sentiremo anche l'avvocato Luca Ponti e ancora Tito. Eccoci nuovamente in studio, siamo in diretta, stiamo parlando di Tangentopoli questa sera, allora leggiamo un messaggio arrivato. Ragazzi, non ci siamo, Tangentopoli va diviso in 2 rami, il primo è la turbativa d'asta, cosa anche oggi obbligata, brutto da dirsi ma è così. La seconda è la corruzione. Detto questo, vi ricordo e sfido chiunque a provare il contrario che in Friuli le aziende storiche, fa riferimento al settore stradale, sono tutte fallite. Mi sembra che nessuno si sia arricchito. L'ho provato sulla mia pelle. Avvocato Ponti, ripartiamo da lei con il ragionamento, prendendo spunto anche da quanto ci segnala il telespettatore, poi magari ci ricongiungiamo a quello che si diceva prima sui cambiamenti negli italiani e nella politica. Una considerazione su questo messaggio? Io ho un DNA esclusivamente diciamo così, professionale, e quindi non riesco a darne chiavi di lettura che esorbitano dalle mie competenze. Ho vissuto Tangentopoli a tempo pieno e posso compararla alla situazione di adesso. Credo che ci siano delle modifiche e delle situazioni che sono cambiate, ovviamente non sto parlando a livello politico ma a livello giuridico, che dovrebbero investire il diverso modo di prevenire diciamo così, la consumazione di questi illeciti, piuttosto che come si accertano questi illeciti e poi come si reprimono. Questi sarebbero i 3 temi sui quali confrontarci. Se dovessimo dire in 2 parole quello che richiederebbe più tempo, potremmo dire che di fondamentale c'è stata una legge che si chiama Bassanini,
che ha sostanzialmente affidato alla burocrazia, alla dirigenza, l'amministrazione attiva della pubblica amministrazione e diciamo così i politici sono un po' usciti se non in un'attività di indirizzo e questo non è un caso se noi verifichiamo nelle pagine dei quotidiani e nelle esperienze giudiziarie dove è più difficile trovare la corruzione dei politici ed è più facile trovare la corruzione di chi governa in qualche modo, proprio per esempio quello che citava il telespettatore, le gare pubbliche. Diciamo che i politici in questo momento è più facile che siano investiti da quello che si dice il maneggio del denaro pubblico, cioè dal fenomeno del peculato, quindi direi che quello che un tempo era corruzione per la politica adesso è diventata corruzione potenziale per la pubblica amministrazione in senso più lato e peculato per il politico. C'è poi una seconda importante considerazione che va fatta e che è legata, diciamo così, a come questi fenomeni vengono accertati. A quell'epoca c'erano due figure fondamentali che si chiamavano concussione e corruzione, che tutti conosciamo. Concussione era, in parole molto blasfeme, quando il pubblico ufficiale abusava della sua funzione e costringeva uno a pagare, e invece la corruzione è quando c'era un accordo corruttivo, un accordo paritetico e l'imprenditore si accordava con il pubblico ufficiale. Il risultato era che nella concussione era punito solo il pubblico ufficiale e nella corruzione erano puniti entrambi. L'effetto pratico era che il pubblico ufficiale cercava di spostare tutto nella corruzione e l'imprenditore cercava ovviamente di spostare tutto nella concussione. Adesso le cose si sono un po' complicate perché hanno introdotto una figura nuova che si chiama induzione indebita, che è quando il pubblico ufficiale non costringe ma induce a pagare e in questo caso non risponde di questa forma di reato soltanto il pubblico ufficiale ma anche l'imprenditore. Il risultato finale è che l'imprenditore non ha più come un tempo la sicurezza che andando a parlare per primo e dicendo di essere prevaricato la impostava come concussione e lui usciva senza conseguenze. Ha un margine di incertezza che possa essere interpretata come induzione indebita, che è un rischio che lo vede coinvolto anche in termini di responsabilità penale. Dalla responsabilità penale si sono create poi tecnicamente delle altre responsabilità, penso alla famosa legge sulla responsabilità degli enti. Il che però rende tutto più incerto. Più incerto, quindi esatto. È molto più difficile pensare che qualcuno possa denunciare al giorno d'oggi se qualcuno nel 92 aveva avuto poi il coraggio di andare... Colonnello. Se denuncia non viene perseguito. No, ma l'avvocato diceva sì, però non viene perseguito, però con questa nuova introduzione anche lui qualcosa subisce, quindi è ancora meno portato rispetto a una volta all'esporsi in primo piano. Sì, però nel momento in cui uno, almeno io non so se sbaglio, ma se formalizza la denuncia non è che venga perseguito per corruzione, nel caso in cui sia stato indotto dal pubblico ufficiale. Adesso con la riforma l'induzione indebita prevede la responsabilità anche dell'imprenditore. Nel caso in cui non formalizzi la denuncia, ma se formalizza la denuncia... però non è sicuro. È materia di avvocati, abbiamo capito. Su questo parla anche Tito. Adesso andiamo a sentire un altro estratto dell'intervista al procuratore. Domanda a bruciapelo, la corruzione è più grave dal punto di vista dell'alterazione delle dinamiche di mercato, cioè della libera concorrenza, o dal punto di vista del fatto che alla fine si tratta di un furto commesso ai danni dei cittadini? A me piace pensare che la corruzione incide soprattutto sulla moralità e che quindi uno che ha fatto il giuramento di fedeltà allo Stato non deve poi in nessun modo prostituirsi e vendersi per il denaro. Credo che questa sia la cosa peggiore. Dico spesso che la corruzione non è un fatto ma è un modo di essere e quindi chi si corrompe è così. Non è che ha commesso, un uomo può essere una brava persona e poi in un momento di, come dire, di pazzia commette anche un grave fatto di sangue. Invece la corruzione è un qualcosa di diverso, qualcosa che uno ha dentro, è un cancro che uno in qualche maniera si comporta nel tempo, così non è un episodio che poi rimane isolato nella sua vita. È proprio un atteggiamento. È un atteggiamento, è un modo di essere.
Senta, nelle maglie della giustizia sono finite molte persone, anche alcune che poi sono risultate innocenti. Il solo avviso di garanzia, tuttavia, soprattutto ai quei tempi, ma purtroppo anche ora, ha pesato nei fatti quasi come fosse una condanna, quantomeno nella percezione dell'opinione pubblica. Secondo lei qualcuno si è fatto prendere la mano in quegli anni e dalla giustizia si è passati al giustizialismo? Ma guardi, la risposta chiederebbe molte, la domanda richiederebbe molte risposte veicolate. La più importante che mi va di dire è che sono 20 anni che parliamo di queste cose, cioè noi ci siamo incentrati o siamo stati costretti a incentrarsi su come erano state svolte le indagini piuttosto che sul loro esito. E quindi noi abbiamo, forse qualcuno è stato bravo a farlo, abbiamo pensato in questi 20 anni quante persone poverine sono state arrestate invece di pensare a qual era il fenomeno e come risolvere questo fenomeno della corruzione. Questa è stata la cosa più grave, perché si è distolta l'attenzione sui fatti che erano emersi per colpevolizzare chi invece questi fatti li aveva fatti emergere. E questo è stato, dal punto di vista morale, un fatto gravissimo, secondo me, e le conseguenze le abbiamo ancora oggi, perché non riusciamo a capire quanto sia grave, quanto è stato estesa e quanto probabilmente è ancora il fenomeno della corruzione, perché continuiamo a prenderci con chi fa le indagini e non con chi invece ha commesso questi fatti. Quindi è chiaro che in un mondo in cui c'è un muro davanti, è chiaro che qualche errore può essere commesso, ma il problema è limitare gli errori, certamente, ma soprattutto risolvere il problema. Prima di girare queste considerazioni agli avvocati che abbiamo presenti in studio, chiederei un commento a Edoardo Petizioli. Beh, anche in questo secondo blocco si è toccato un punto molto importante, uso dei termini forti ma per essere conciso, che è quello si è responsabilizzata in quegli anni la politica e forse si è iniziato a deresponsabilizzare la giustizia. Mi spiego meglio, l'accostamento giustizialismo-giustizia è un nodo fondamentale dell'aspetto giuridico che è iniziato da lì in poi. L'esempio lampante e per farci capire anche a casa un tema conosciuto a tutti è quello della responsabilità oggettiva. Una delle cose più lancinanti per le famiglie e per i soggetti coinvolti all'epoca è stata la fuga di notizie, anche perché creava dei problemi proprio personali, lavorativi, politici e sociali per chi era coinvolto. Persiste tutt'oggi, però nella fuga di notizie chi dovrebbe essere mai stata perseguita, perché non si capisce mai, per esempio all'interno delle procure, chi ne sia responsabile, chi dovrebbe essere perseguito al limite di questo viaggio? Il procuratore, come responsabile oggettivo e come responsabile della macchina organizzativa, mi passate il termine, della giustizia. Caso mai successo. Concludendo, si è voluto far credere che Tangentopoli fosse un bivio di civiltà per il nostro Paese, tra il bene e il male, tra il rinnovamento e il decadentismo, e vediamo ai giorni d'oggi che purtroppo ovviamente questo non è accaduto. Vado dall'avvocato Malattia per chiedergli questo. Si è parlato di avvisi di garanzia, nati come strumento per tutelare in qualche maniera la persona sulla quale si svolgono delle indagini, che viene appunto informata di quanto sta accadendo. Che cosa è successo? Che proprio questi avvisi di garanzia venivano vissuti dall'opinione pubblica già come addirittura delle condanne, se non delle accuse. E questo è quanto ci hanno raccontato alcuni dei protagonisti finiti allora nelle maglie della giustizia. Quindi ecco, ci spieghi un attimino anche come vissero allora le persone. Beh, diciamo innanzitutto che una responsabilità grave pesa sui giornalisti e sulla stampa, perché si alimentò allora in maniera drammatica, sotto molti aspetti, ed eccezionale, questo circuito di politica, magistratura e stampa, con la stampa che anche un semplice avviso di garanzia veniva enfatizzato in modo tale da creare un danno enorme a chi era raggiunto da questo avviso che doveva garantirlo. Politici che però grazie alla stampa magari avevano vissuto bene negli anni precedenti, cioè quando la stampa ti nobilita allora, come dire, la stampa va bene, quando la stampa poi ti bastona diventa un problema. Se nobilita in maniera servile sbaglia anche allora.
E il problema è di dare delle informazioni che non servano a suscitare solo le emozioni, perché questo è un paese che vive di emozioni e lì giocano sia i politici che i giornalisti. Allora i politici fanno la legge, ad esempio l'omicidio stradale, per fare qualcosa che ci porta al giorno d'oggi, che è una follia, per andare incontro all'emozione e alle richieste di una parte dell'opinione pubblica. E dall'altra i giornalisti, per vendere più copie di un fatto che non è di particolare rilievo, fanno una cosa enorme. E poi ancora i politici ci speculano sopra, perché ci sono sempre quelli più bravi degli altri, almeno sembra in un primo tempo. Per cui quelli dell'altro partito che vengono attinti da un'informazione di garanzia devono dimettersi. Quando poi anche i grillini si accorgono che la stessa cosa succede a loro, allora non sono più giustizialisti e diventano garantisti. Dall'avvocato è passato al politico, hai visto che trasformazione? È un paese poco serio, complessivamente, dove trovare qualcuno senza colpe, francamente, è difficile. Noi ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo in studio, tra poco. Eccoci nuovamente in studio. Allora, per ripartire con il nostro ragionamento riprenderei un'osservazione fatta dal procuratore aggiunto Tito, che a un certo punto dice: l'essere corrotto è un modo di essere. Io farei una riflessione in questo senso con il colonnello Zuliani. Condivide questo tipo di affermazione? L'essere corrotto è un modo? È un modo di essere. Cioè non si diventa, si è corrotti. Guardi, io invece riprendo una frase detta da Borsellino nel 92, pochi mesi prima di essere ammazzato. Un giornalista gli ha chiesto che cos'è la mafia e Borsellino ha risposto: il puzzo del compromesso. Allora io parlerei in Italia di compromesso, perché purtroppo noi in Italia viviamo di compromessi. Non voglio identificare la corruzione col mafioso o dire che il corruttore o il corrotto sono mafiosi. Voglio semplicemente porre sullo stesso piano l'illecito della corruzione con il compromesso, perché purtroppo arriviamo ai compromessi. In Italia noi viviamo di compromessi, in ogni modo. E non è che il fenomeno della corruzione si sia concluso nel 92 e non abbia avuto altre conseguenze successive. Se ci rifacciamo agli ultimi giorni, lasciamo stare Roma con tutto quello che è successo, ma l'Expo di Milano, il Mose di Mestre, sono fatti e fenomeni che, nonostante per Milano ci fosse anche un'autorità nazionale anticorruzione attiva al momento, ugualmente si sono verificati casi di corruzione. Ma secondo lei, finché ci saranno opere pubbliche, soprattutto grandi opere pubbliche, ci sarà il malaffare? Cioè è impossibile uscire da questo sistema? Guardi, il malaffare ci sarà fino a che esisteranno nel mondo persone disoneste. Non c'entrano le opere pubbliche, non c'entrano le opere private, perché esiste anche una corruzione molte volte tra privati. Ma queste persone disoneste probabilmente devono essere in determinati ruoli. Come? Queste persone disoneste evidentemente devono essere in determinati ruoli per poter essere. È chiaro che devono essere in determinati ruoli. Ma, e come fanno a finire in quei determinati ruoli? E come fanno a finire? Lei prenda un impiegato dell'ufficio comunale, addetto all'urbanistica in un comune, che rilascia all'amico, fa un compromesso e rilascia un'autorizzazione a costruire una struttura abusivamente o gliela fa passare. Lì forse non c'è la corruzione, non c'è il passaggio diretto, ma il compromesso c'è un illecito. Quindi fino a che noi tollereremo gli illeciti e gli illeciti continueranno ad esistere e persone incaricate in determinati settori continueranno a servirsi dello Stato e non a servire lo Stato, noi continueremo ad avere corruzione, continueremo ad avere concussione. Bisogna forse cambiare un po' il modo di essere e questo è molto difficile. Non c'entra l'appalto pubblico. C'è una questione etica sicuramente legata alla corruzione, ma c'è anche un altro aspetto: quanto ci costa la corruzione? Certo che ci costa. Ci costa perché tutto quello che viene destinato al corrotto viene sottratto allo Stato. È chiaro, c'è un costo, non lo si vede subito, ma lo si vede successivamente. Io ritengo che
la corruzione in Italia abbia un'incidenza notevole sullo Stato, perché purtroppo sono soldi che anziché essere risparmiati vanno a finire in altre tasche. Ecco, quello tra corrotto e corruttore, Tito lo ha definito un patto di sangue che nessuno vuole rompere. Adesso sentiamo le parole di Tito. Corruzione siano forse tra i reati più difficili da accertare, perché in realtà non c'è una vittima ma ci sono due colpevoli. Ma sì, la corruzione, come si insegna, è un reato invisibile, è un reato che non lascia tracce, non è come una rapina o un omicidio dove trovi il cadavere, è un patto di sangue fra due persone, è un patto che nessuno dei due ha interesse apparentemente a sciogliere, a denunciare, e quindi questo patto viene addirittura rafforzato dall'aumento delle pene. Se noi aumentiamo le pene non facciamo altro che rafforzare il patto. E noi lo facciamo apparentemente ai fini di allungare i termini di prescrizione, ma in realtà noi invitiamo a queste persone a non parlare, perché chi sarebbe così matto a parlare quando la pena da scontare è così elevata? E quindi la legislazione che noi stiamo oggi seguendo e che abbiamo seguito anche in questi ultimi anni è secondo me molto negativa. Gli errori che sono stati commessi sono frutto proprio di questo finto, la corruzione va combattuta in altra maniera. In paesi dell'estero c'è addirittura il test di integrità in cui la polizia va dal politico e gli offre del denaro, se questo li accetta viene immediatamente arrestato. Adesso, il test di integrità è un qualche cosa di forte, ma insomma il senso è sicuramente quello. Com'è possibile che ci sarà un motivo per cui i fatti di sangue tipo omicidi normalmente hanno un loro colpevole, e quindi vuol dire che la magistratura fa bene il suo lavoro, che la polizia giudiziaria fa bene il suo lavoro, e quindi i colpevoli nel 90% dei casi vengono scoperti e vengono anche condannati. Perché altrettanto non avviene nel campo della corruzione? Ci sarà un motivo: i poliziotti sono sempre gli stessi, i giudici sono sempre gli stessi. Allora c'è qualcosa che non va in tutto questo. Noi non possiamo parlare di corruzione e avere le aule vuote di corruzione, perché i processi di corruzione sono pochissimi. Allora dobbiamo domandarci come mai i processi sono corruzione. Allora, è colpa dei giudici, è colpa della polizia giudiziaria? Qualcuno sarà la colpa, visto che i processi non si fanno per corruzione, o sono limitatissimi, e soprattutto le condanne sono molto poche, perché la legislazione è assolutamente farraginosa. Noi abbiamo 5 tipi di reato e i processi si svolgono non per stabilire se Tizio ha dato i soldi al politico Caio o al pubblico ufficiale Sembronio, ma per capire in quale di queste 5 caselle, fra la corruzione, il millantato credito, la corruzione per funzione dell'atto d'ufficio, la corruzione per atto contrario o la concussione indebita, e quindi abbiamo 5 fattispecie di reato e il processo si svolge per stabilire quale di questi reati deve essere commesso, mentre basterebbe una legislazione molto più semplice, più elementare, per giungere a soluzioni accettabili. Il vero è che ancora nessuno, secondo me, interessa veramente combattere la corruzione. Avvocato Ponti, giro a lei queste considerazioni. Perché così pochi processi per corruzione? Non c'è interesse a contrastare, a combattere la corruzione? Ma qui rischiamo di sforare quella che era la mia premessa e di passare a un discorso antropologico. Dicevo che tra le riforme che dovevano in qualche modo consentire diciamo così, un migliore e più efficace diciamo, accertamento di questi reati era stata introdotta anche questa figura del whistleblower, cioè del soggetto dipendente pubblico che aveva il diritto a restare anonimo e non essere discriminato se avesse deciso di denunciare un fatto che in qualche modo aveva rilevanza penale. E nonostante questa introduzione il sistema non è decollato. Vorrei anche osservare, e su questo mi permetto di collegarmi agli interventi dell'avvocato Malattia sull'ipocrisia, di Ferruccio Saro sul problema della globalizzazione e anche all'intervento del colonnello, che noi stiamo vivendo un momento storico che è di particolare complessità. Provo a sprovincializzare per dare un'idea delle sfaccettature in cui si presenta la verità. La corruzione è un fenomeno che adesso è sanzionato anche a livello internazionale e si è cercato di introdurre delle regole anche per esempio su quelle che noi chiamiamo l'attività di mediazione, quella che diceva il dottor Tito, cioè la cosiddetta l'attività di lobby. Ma proviamo a pensare che cos'è il mondo globalizzato senza ipocrisie, cioè noi pensiamo che partecipare a delle gare in paesi
dove riteniamo non ci sia la corruzione, non abbia attività di lobbisti che intervengono. Noi pensiamo che approvvigionarci di materie prime in un paese dell'Oriente africano, un paese non abbia delle regole diverse da quelle che noi ci aspettiamo. Cioè, allora, delle volte c'è da porsi anche un problema, diciamo così, di sistema. Noi crediamo di governare con un paese che governa un territorio sulla base di una legge, ma ormai siamo davanti a un sistema che è molto più complicato, è molto più sfaccettato e richiede delle leggi in continua evoluzione che spesso non sono neanche facili da definire, salvo non si dica evitiamo ogni contatto con tutti i paesi. Però lei sta dicendo quasi dobbiamo alzare le braccia a questo punto di fronte al problema della corruzione, cioè mettersi in questi mercati, mettersi in gioco anche a livello internazionale senza presupporre che ci possa essere della corruzione è praticamente impossibile. No, io le sto dicendo soltanto che la battaglia non deve essere di retrovia, deve trovare delle risposte chiare. Per esempio ci sono state delle risposte secondo me efficaci. La legge adesso prevede che ci sia una corruzione per l'esercizio di funzioni. Cioè io se ho un funzionario pubblico a busta paga, come si usa dire, non ho più bisogno di provare che lui fa un atto contrario. Nel momento stesso che a busta paga si dice che lui è inquinato e questa è stata una scelta di campo per sanzionare, diciamo così, un inquinamento del ruolo, della funzione. Volevo però fare capire la complessità del fenomeno che spesso non si può liquidare così semplicemente e anche spiegare il perché l'eversione del sistema di fronte alla corruzione non è decollata, non è esplosa per tutte queste insidie. Ecco, quindi la risposta finale è che nonostante ci sia un'autorità anticorruzione trasversale, se voi pensate noi non abbiamo un'autorità trasversale sulla bellezza, sulla protezione dell'arte, sul rinascimento, ce l'abbiamo solo sulla corruzione che copre qualunque tipo di gara. Abbiamo dei piani anticorruzione, abbiamo delle trasparenze contabili negli appalti, abbiamo delle regole di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza da tutti i ruoli pubblici nella misura in cui ci sono sanzioni, però tutto sommato ancora non funziona, quindi forse c'è da chiedersi perché. Ecco. Saro, qual è la risposta che può dare la politica in questo, con i fatti concreti però, perché al di là del dire la corruzione è un male? No, io sono completamente d'accordo con quello che diceva adesso Ponti, nel senso che le risposte alle vicende di Tangentopoli hanno provocato veramente, posso dirlo anche se è un'espressione forte, un danno fortissimo per il Paese. La prima decisione che venne assunta, l'ha citata prima Ponti, di approvare la legge Bassanini e di distinguere tra il ruolo politico e il ruolo amministrativo ha fatto sì che l'Italia è completamente ingessata, la macchina amministrativa italiana è completamente ingessata. Nessun funzionario si assume nessuna responsabilità, cercano solo di controllare le carte e di pararsi da eventuali danni erariali. E da politico, i politici come si pongono nei confronti dei funzionari oggi? Oggi i politici, sia un sindaco, sia un assessore regionale, non si permettono più di dare neanche a chiedere al direttore di servizio, al capo ufficio tecnico di mandare avanti quella pratica o quell'altra, perché se lo fanno rischiano di essere denunciati, perché ci sono già successi molti casi. E allora, per esempio, questa risposta che è stata data subito dopo la vicenda Tangentopoli è devastante, perché oggi in Italia non va avanti un lavoro, non va avanti un'autorizzazione e se va avanti, oggi non c'è più corruzione politica sicuramente, funziona una corruzione, basta vedere appunto i giornali, su livelli funzionariali della burocrazia. L'altra risposta, questo è un dato di fatto abbastanza diffuso, l'altra risposta, le risposte che sono state date, e lo ha citato adesso Ponti, introducendo un discorso internazionale sulla corruzione, sono per l'economia italiana state devastanti. Provate a pensare, Finmeccanica, che era il fiore all'occhiello della nostra industria, è stata massacrata, aveva preso delle commesse consistenti, per esempio in India, di forniture di elicotteri o in altri paesi del mondo. È chiaro che queste forniture, dove c'è la concorrenza anche di altri paesi, francesi,
giapponesi, inglesi, americani, passano attraverso il pagamento di certe commissioni, altrimenti questi non lo tiene, perché non sono mercati perfetti basati sulla libera concorrenza. La verità è che, essendo andati a indagare dappertutto, la magistratura italiana ha distrutto Finmeccanica. In questo periodo sta succedendo un pasticcio attorno, per esempio, all'ENI, dove hanno incriminato l'amministratore delegato Scalzi, il quale perché ha chiuso un grosso accordo dove sarebbe stata pagata una commissione con la Nigeria. Ma voi credete di poter andare a lavorare in Nigeria senza pagare le commissioni? Ma lei dice sarebbe meglio chiudere un occhio su certe circostanze? No, non dico chiudere un occhio, ma io sono convinto che bisogna stare attenti, no? Allora, dopo Tangentopoli, la magistratura ha pensato di svolgere una funzione salvifica, cioè noi salviamo il paese, costruiamo l'uomo nuovo. La verità è che ciò non sono riusciti a realizzarlo. E allora il problema è che dovremmo valutare attentamente l'impatto delle vicende post-Tangentopoli rispetto agli interessi collettivi del Paese. Io non parlo di chiudere un occhio, ma anche di cambiare atteggiamento, perché abbiamo ingenerato una situazione giustizialista per cui si è bloccato tutto e stiamo andando a fondo economicamente. Questo è il dato di fatto. Però insomma io... Ne riparliamo subito dopo, ci fermiamo ancora un attimo e arriviamo. Di nuovo in diretta con Elettroshock, ci eravamo lasciati poco prima della pubblicità con le parole di Saro che parlava di un paese bloccato, in qualche maniera ingessato dalla burocrazia. Abbiamo fatto riferimento insomma anche a quello che succede nelle amministrazioni locali. Voleva dire qualcosa in merito all'avvocato Bruno Malattia? Sì, che il paese sia bloccato dalla burocrazia è in parte vero, è condivisibile. Non è condivisibile forse parte del ragionamento dell'onorevole Saro quando dice che la magistratura non dovrebbe intervenire per casi di corruzione internazionale. In Italia l'azione penale è obbligatoria e si interviene. Cosa succede? Gli americani, i francesi, che fanno contratti anche loro in Africa o in altri paesi dove la corruzione, come era in Italia nel 92, non hanno l'azione penale obbligatoria, per cui non procedono in Francia al parquet, dipende dal ministro della Giustizia. Lì la magistratura un occhio lo chiude. E la bloccano e le loro grandi imprese sono favorite. Resta un fatto però, che nel 92, prima del 92, la corruzione in Italia e il finanziamento illecito partivano dalla Fiat, no? Da Romiti, dalla più grande impresa italiana, all'assessore di un comune del Friuli Venezia Giulia di 3.000 abitanti, cioè era diventata una piaga endemica, ma non solo piaga endemica, non era considerata una piaga. Forse allora ci eravamo avvantaggiati rispetto ad altri paesi. Un modo di vivere la politica, l'imprenditoria assolutamente condiviso. E allora voi capite che in un paese dove anche chi si è reso responsabile di reati gravi come questi, che però o ha continuato a fare politica, ha continuato a fare l'imprenditore come con grande successo, dove si dimentica tutto il giorno dopo, è chiaro che questo paese non potrà mai avere un'etica pubblica e un'etica privata che sono la base per evitare la corruzione, molto prima della legge. E su questo 10 anni dopo è stato riarrestato per lo stesso reato. Certo. Esatto, e proprio su questo sentiamo l'ultima parte del procuratore Tito che mi sa che la pensa come voi su questo argomento. C'è molta corruzione perché in fondo siamo un popolo di corrotti, ovvero accettiamo la corruzione come un'ipotesi possibile o ma guardi, per quale motivo? O perché abbiamo una classe politica che si fa corrompere? Io credo che noi non siamo in condizioni ancora di dare una censura morale a questi fatti. Noi in fondo lo vediamo come un processo in cui chi è bravo ha il miglior avvocato, ne verrà fuori fra un po' di tempo, poi dopo un po' di tempo magari viene di nuovo sulla scena, ha un incarico politico, ha un altro incarico e quindi rimane tutto come prima. Io ricordo di aver parlato a un mio amico politico che il giorno dopo una sentenza del Tribunale di Trieste di condanna nei confronti di un politico fece un convegno e si sedette a fianco di questo politico che era appena stato condannato. E io gli dissi, ma non pensi che la gente che ti vedrà
ti vedrà uguale a lui e penserà che tu sei uguale a lui e che tu stesso ti comporti nella stessa identica maniera. Allora per quale motivo tu ti siedi a fianco di uno così? Se il politico o il pubblico ufficiale non si sedessero a fianco di chi è condannato, allora la gente capirebbe. Se invece chi è stato condannato, trascorso un po' di tempo, o perché si è prescritto, o perché ha avuto in quel zabbuglio di reati, è stato assolto perché non era corruzione, ma era induzione, e viene assolto, allora se questa persona non avrà più incarichi, ci sarà anche da parte del mondo in cui lui si trovava che lo condanna, allora anche l'opinione pubblica lo condannerà. Ma se noi continuiamo a pensare che il processo penale è solo un piccolo fastidio che si può dare da dissolvere al bravo avvocato senza far seguire anche una condanna morale, allora la corruzione esisterà sempre. Questo secondo me è il punto fondamentale, cioè non deve essere la magistratura a dividere i buoni dai cattivi, dobbiamo essere noi a dividere i buoni dai cattivi. E allora Tito dice dobbiamo essere noi a dividere i buoni dai cattivi, non deve essere la magistratura e non deve passare che poi sia solo un fatto, il processo penale, da bravi avvocati, quindi di bravi avvocati ne abbiamo due, avvocato Ponti è così, cioè chi aveva il miglior avvocato si è salvato, magari chi non ce l'aveva un po' meno, ma ci deve essere una condanna da parte della società che prende le distanze. Credo che sia inevitabile che l'avvocato possa incidere, fa parte credo delle regole del gioco, no? Anche la pioggia cade per tutti, ma c'è chi ha l'ombrello e chi non ce l'ha, insomma. Però quello che diceva Tito, magari nel processo sei stato assolto, però la società ti potrebbe condannare comunque, perché magari non era corruzione, dice, ma era un'altra cosa, però le mani sporche ce le avevi. Quella può essere una valutazione che adesso hanno cercato in qualche modo di trovare anche come regolamentazione. Lei sa che la legge Severino ha proprio introdotto delle regole sull'ineleggibilità, sulla incompatibilità, sui conflitti di interessi, ha cercato addirittura con questa norma che è un po' sconosciuta che si chiama permaflage, cioè l'impossibilità per il funzionario pubblico di diventare dipendente privato e il dipendente privato di diventare funzionario pubblico proprio per evitare i conflitti di interessi. Cioè c'è stato un grande spiegamento di forza. Resta il problema di fondo. Io continuo a dire che noi non dobbiamo mai perdere un'unità di insieme, di lettura di tutto quello che facciamo a 360 gradi. Provo a spiegarmi. Tutti pensiamo che il bilancio sia la comunicazione tipica per rappresentare qual è lo stato di una società, il livello di finanziario economico e l'appetibilità sul mercato, sulle banche, sui creditori, sui soggetti acquisitori. Però nessuno arriva a spingersi nel dire che per rappresentare la verità devi scrivere che tu, per esempio, paghi delle tangenti per essere sul mercato. No? Ecco, questo cos'è che ce lo fa dire? Eppure dovrebbe essere la comunicazione basica. Se io sono sul mercato e vinco gli appalti perché pago delle tangenti, se io dovessi seguire in termini, voglio dire, stressati il fatto di dire tutto, di dire tutta la verità, non potrei non dirlo questo, perché è la cosa più importante per il quale l'impresa è sul mercato. Però nessuno ha osato mai dire che è necessario rivelare. Quindi ci deve essere un'interpretazione, per esempio nell'interpretare la verità del bilancio, che certe cose debbano essere lette in una chiave complessiva. Ecco, questo era per rendere paradossale il problema, ma per dire che è necessario guardare la globalizzazione e capirne l'impatto anche nelle nostre norme. Ecco. Allora, visto che siamo alle battute finali, torno dal colonnello Roberto Zuliani, che ricordo è stato comandante della prima sezione del nucleo operativo di Milano, colui che ha arrestato Mario Chiesa nel 92. Visto che siamo proprio alle battute finali, vi aspettavate, o comunque lei si aspettava un finale diverso di questa vicenda? Mi aspettavo sicuramente che qualcosa cambiasse, ma purtroppo rientra un po', come dicevamo prima, nella nostra mentalità. E quindi cambiare una mentalità è molto difficile. Possiamo provarci in tanti modi, facendo nuove norme, nuove leggi. Sicuramente non arriveremo a cambiare le cose basandoci solo sull'azione della magistratura. È necessario che rinasca una politica forte e che possa produrre leggi adeguate ai tempi storici attuali. E forse le cose cambiano. Senta, quante persone ha arrestato? Nella mia vita o per Mani Pulite? Per Mani Pulite.
Beh, dal 17 febbraio fino all'informazione di garanzia Craxi, che è stata il 1° dicembre, il 97-98, non ricordo esattamente. Insomma, mi sembra un numero dato piuttosto interessante. significativo. Onorevole Saro, è stata chiamata in causa la politica. Secondo lei la politica che si accapiglia, si è accapigliata per il referendum, si accapiglia adesso per trovare una nuova legge regionale e non si perde occasione per tirarsi fango l'uno con l'altro? Può essere quella classe politica che si auspicava il colonnello Giuliani adesso o la vede come un'ipotesi remota? Guardi, la classe politica attuale è assolutamente debole. È una pia illusione pensare che ci sia dietro l'angolo una classe politica forte in grado di cambiare le regole, cambiare il paese, cambiare anche le persone. Oggi, dopo Tangentopoli, sostanzialmente è preeminente, io credo, pur nella distinzione dei ruoli, per esempio la magistratura ha un ruolo molto più importante ormai della classe politica. A Roma, come ai vari livelli regionali, ormai non c'è mai nessuna autonomia di decisione su provvedimenti o scelte che non tiene conto di ciò che dice la magistratura. E quindi in questa situazione è chiaro che le condizioni del Paese tenderanno sempre più a peggiorare e il salto di qualità, la costruzione di un uomo nuovo, tutto quello di cui si è anche parlato questa sera sono delle pie illusioni. Viviamo in un Paese, lo ha detto più volte stasera Malattia, ipocrita e falso perbenista, e per cui bisogna essere, come si dice, realisti. Non ne usciremo da questa situazione. D'altro canto, e concludo, quando cito due personaggi, no, che alla fine hanno capito che questo Paese è ingovernabile. Mussolini, nell'ultimo suo intervento lirico di Milano, quando stava per chiudere la sua esperienza, poi fece la fuga, insomma venne arrestato e ucciso, disse: questo Paese è impossibile da governare, anzi è inutile da governare. Io ho cercato di farlo e non ci sono riuscito. Lo stesso Craxi, che io ho avuto occasione più volte di vedere ad Hammamet, anche qualche mese prima di morire, alla fine, al di là del giudizio che ognuno dà su questa figura, che io considero molto importante in questo nostro Paese e che ci ha dato autorevolezza in generale a livello internazionale, anche una fase di grande sviluppo, mi disse: sono convinto che il Paese non cambierà mai e non ci sono purtroppo le prospettive di farlo cambiare, perché abbiamo una cultura alla fine cattocomunista che è impregnata di moralismo e questo non farà cambiare mai il Paese. Andiamo a concludere. Edoardo Petiziol, tirando le somme di questa puntata, magari anche trovando un po' di ottimismo. È dura, è dura, perché un po' in effetti questa sensazione di mani alzate, mani pulite, mani alzate. Perché diciamo che i fatti e le cronache di tutti i giorni stiamo vedendo a Roma, dove è arrivato un partito, un movimento che sembrava fosse il più trasparente possibile, e anche questo si ritrova a dover combattere con le stesse identiche cose che rinfacciava agli altri partiti. Allora ti fa dire, forse Edoardo, forse non ce n'è proprio. Ma fatemi dire, non è captatio benevolentia che nel secondo giro di interventi i nostri ospiti hanno toccato quelli che secondo me sono i punti essenziali e che uniti tra loro portano purtroppo a questo risultato, e me li sono appuntati perché mi trovano totalmente d'accordo. Il primo è cronico, oserei dire ontologico, l'ha toccato sia il colonnello che il senatore Saro sotto l'aspetto umano e poi sotto l'aspetto giuridico, Malattia e Ponti, è proprio ontologicamente come è fatto questo Paese, ma va dalla scarpa di Achille Lauro a qualsiasi altro esempio successivo. Siamo un Paese, il colonnello dice giustamente, finirà questa situazione, finirà la corruzione quando non ci saranno più i disonesti. La risposta è nella sua stessa affermazione, è impossibile. E questo buonismo, moralismo e falsa ipocrisia che aleggia su questo Paese da sempre, ed era giustissimo l'esempio degli elicotteri dell'Augusta Westland in India, piuttosto delle commesse dell'ENI
sfonda una porta aperta con me l'avvocato Ponti, vivendo quel mondo anche dal punto di vista lavorativo, quello delle lobby. La scorsa settimana io ero alla Commissione europea a Bruxelles, non è che ci voglia un genio, gli altri paesi le hanno regolamentate, fai un elenco, ti fai accreditare, essere lobbisti non è altro che essere portatori di interesse. È una battuta che è stata considerata, perché l'esempio non era calzante in quel momento, piuttosto sfigata, mi si passi il termine, di Di Maio, quando parlando delle lobby parlò delle lobby dei disabili. In realtà purtroppo, credo involontariamente, visto che di uscite azzeccate non ne fa molte, era un esempio calzantissimo, perché lobby dei disabili vuol dire chi è portatore di interesse di una categoria, ahimè sfortunata, che è quella dei disabili. Niente di tutto ciò. E concludo con due flash. Non sono d'accordo, ed è strano per me, con Montanelli quando lui fa questa netta distinzione che avete fatto vedere voi nell'incipit iniziale tra classe politica e paese, perché è una mia strenua convinzione che la classe politica non sia altro che la riproposizione pratica del paese stesso. D'altronde abbiamo personaggi discutibili che sono stati eletti a suon di preferenze, gli ultimi, non so, Fiorito ne aveva prese 30.000, Galan ha fatto 4 mandati, non sono lì per caso, quindi questo è un aspetto. E l'ultimo, mi riallaccio alle conclusioni del senatore, è lo sconquasso che ha creato Tangentopoli, un momento in cui questo sconquasso si credeva potesse portare a un'evoluzione positiva, e questo non è stato, perché ci sono stati degli esempi quasi sbeffeggiati e che hanno portato delle cose buone anche nella nostra regione. Ricordo, così il primo nome che mi viene in mente è De Michelis, che era così deriso, Farnesina Girls, eccetera, eccetera, ha portato Lynch per esempio a Trieste, è stato uno dei primi a studiare i Balcani, a vedere quella che sarebbe stata l'evoluzione internazionale della nostra regione, eppure è stato spazzato via da questo che doveva essere un repulisti positivo, e come dicevate voi, dopo più di 20 anni siamo qui con un partito che ha il 30%, probabilmente fondando la sua voglia di rivalsa su queste ideologie alla fine irrealizzabili. Grazie Edoardo, grazie per queste considerazioni. Beh, Alessandro, siamo arrivati veramente alla fine di questo percorso che abbiamo fatto per ricordare Tangentopoli 25 anni dopo, e da quanto abbiamo capito, e ci hanno suggerito i nostri ospiti, le cose sono cambiate, ma sotto sotto non è cambiato molto. Allora ringraziamo naturalmente Edoardo Petizzol, tutti i nostri ospiti, Ferruccio Saro, gli avvocati Bruno Malattia e Luca Ponti, il colonnello Roberto Zuliani, e un ringraziamento anche ai nostri tecnici Gian Domenico Ricci, Luca Fornasiero, Carlotta Bulfoni, Davide Nicolicchia che erano con noi questa sera. Un ringraziamento anche a Tiziano Campigotto per la scheda, e poi ovviamente un ringraziamento a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento con Elettroshock, se vorrete, è per la prossima settimana, sempre il mercoledì alle 21:15. Grazie anche a te Daniele. Altrettanto. Arrivederci. Arrivederci.